Ad Agrigento domani mattina, sabato 26 ottobre, nella sala conferenze dell'ospedale San Giovanni di Dio si concludono le giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza. Ascoltiamo in proposito il dottor Salvatore Nicolosi, responsabile scientifico del corso. Domani ad Agrigento all'ospedale si concludono le giornate agrigentine di medicina interna e lungodegenza. Si tratta di un'iniziativa formativa a cui hanno partecipato diversi interessati, docenti, medici, specialisti. Un consuntivo, dottore Nicolosi. Sì, devo fare un consuntivo che è più che ottimo, perché questa è la quinta edizione, la più affollata. Noi addirittura abbiamo problemi di spazi, perché quest'anno sono tantissimi partecipanti e ci vogliono a farne un altro il prossimo anno, quindi già da ora ci possiamo impegnare per il prossimo anno. Coloro che sono interessati già sappiano che noi il prossimo anno ne organizzeremo ancora, perché vediamo che sono molto utili al personale, molto utili anche ai pazienti, perché vengono a sapere che ci aggiorniamo, e anche all'azienda, che di questo chiaramente ne fa orgoglio di presentazione. Nel corso della rassegna medica sono stati affrontati diversi argomenti. Sì, sono affrontati molti argomenti. Questo corso ha una peculiarità che è importante, è rivolto sia ai dirigenti medici che a tutti i professionisti del comparto, quindi è un corso a 360 gradi. Qual è la nostra filosofia? Quello di trattare una patologia, ad esempio il diabete, mettere al centro il paziente, intorno a tutti i professionisti sanitari, perché ormai in sanità non si parla più della malattia, ma si parla di un'equipe multidisciplinare che affronta il paziente a 360 gradi, quindi trattiamo la patologia, trattiamo l'aspetto fisico, l'aspetto morale. È importante anche che il paziente si senta a suo agio, in pratica non dico a casa sua, ma quasi. Una ultima domanda, il riscontro, nel senso partecipazione formativa da parte di tanti interessati. Il riscontro è ottimo, veramente siamo orgogliosi, qualche volta dico rischiamo di andare in palla perché ci sono tanti partecipanti. Questo lo dobbiamo al dottore Cacciatore, che è promotore nell'unità operativa di lungodegenza, come dipartimento il professore Lupo che è responsabile. Ringraziamo anche l'azienda nel nome del direttore, il dottore Santonocito, che ci dà la possibilità di organizzarli. In primis l'ente che lo organizza, non so se posso fare nuove pubblicità, comunque ci dà la possibilità ogni anno di poterlo fare. Quindi veramente è un qualcosa che ci rende orgogliosi di lavorare dove siamo.